Saggio marzo di giornata, state accomodo. Accomodissimo. Col permesso della corona che in testa portiamo, prima voto io Capogione e Puntaiolo e girando a mano destra la società. Giusto appunto questa sera non faccio altro che passare la votazione per conto di questo locale che, se fino a oggi si conosceva per un punto di transito e di passaggio, da oggi in poi lo riconosco per un luogo sacro, santo e inviolabile, per mezzo di una stella che è una sfera che battezza picciotti e camorristi in attività. Questo locale è battezzato per onorare la società. Scusate, saggio mastro di giornata, state accomodo che formo la società. Accomodissimo. Buon vespero, saggi compagni. Buon vespero. Con una mano accendo la lampada e con l'altra faccio giorno. Con un calice d'oro finissimo e ostia consacrata, parola d'umiltà, è formato questo onorato circolo di società. Giusto appunto questa sera si riunisce straordinariamente la società perché c'è un rimpiazzo da fare. Con permesso da corona che in testa portiamo, mi volto da Capogione e Puntaiolo, a mano girando a destra la società. Giusto appunto questa sera non faccio altro che passare la mia prima votazione per conto di... che se fino ad ora si conosceva per un Cardoni, da oggi lo riconosco per un giovane d'onore, appartenente e non appartenente a questo corpo di società. Grazie. Col permesso della corona che in testa portiamo, mi volto da Capogione e Puntaiolo e girando a mano destra la società. Giusto appunto questa sera non faccio altro che passare la mia seconda votazione sul conto di... che se finora lo conoscevo per un giovane d'onore, da oggi innanzi lo conosco per un picciotto nominato a voce, appartenente e non appartenente alla società. Grazie. Col permesso della corona che in testa portiamo, mi volto da Capogione e Puntaiolo e girando a mano destra la società. Passo alla mia terza votazione. E se prima lo riconoscevo per un picciotto fatto a voce, da questo momento lo riconosco per un mio fedele compagno e con lui mi obbligo, qua, là e in ogni luogo che ci possiamo incontrare, a dividere il giusto e l'ingiusto, in pelle, carne e ossa, fino all'ultima goccia di sangue. Ma se impaglia e rampaglia e porta a raggire in macchia d'onore, queste sono a carico suo e a discarico della società.